Tanta paura per noi e per la comunità intera della Valle di San Lucano. I boschi dell'Agordino bruciano ancora. Per spegnere il vasto incendio scoppiato ieri in Valle San Lucano ci vorranno dei giorni. Un anno fa il grande incendio del Cadore a Teibon Agordino. Fiamme causate dalla caduta di un albero su una linea di alta tensione che si propagarono lungo tutta la valle di San Lucano. Notevole la nube di fumo che dilagò oltre Agordo fino a Belluno, complicando non poco l'intervento degli elicotteri per lo spegnimento. Fumo che impose l'evacuazione di diverse persone. Tutte le operazioni si concentrano ora sullo spegnimento del fuoco, arrivato a poca distanza dall'abitato di Col di Pra, dove è stata disposta, oltre alla chiusura delle strade, l'evacuazione delle famiglie che abitano nella zona nord. È bene portare le persone in sicurezza. Si tratterà di spostare 9 persone oggi. Tutti da un contatto con loro ci riferiscono di avere comunque situazioni alternative o familiari o di altre abitazioni proprie, per cui non dovrebbe esserci un problema di gestione di questo aspetto da parte nostra. Stasera dormo da mio nipote e domani verrà mia figlia a prendermi da Treviso. Mi preoccupo perché vorrei stare qua su io. Fuoco che durò per giorni fino all'arrivo della pioggia a seguire del ciclone Vaia, che ha cambiato il paesaggio non solo di Teibon ma di tutto l'Alto Agordino. Quasi un'anticipazione quel rogo che mise in moto la protezione civile, che si trovò già operativa quando il forte vento spazzò devastando boschi e case. Una vera e propria prova del fuoco per uomini e mezzi, che dimostrarono ancora una volta come l'esercito dei volontari sia indispensabile per superare eventi come questi, destinati purtroppo dai cambiamenti climatici a ripetersi.